Diffuse le immagini della sparatoria in cui è stato colpito Manuel Bortuzzo, il nuotatore veneto 19enne, il filmato catturato dalle telecamere di sorveglianza del quartiere romano. La tragedia della famiglia Marzaro, originaria di Milano, i coniugi Italo e Ubaldina sarebbero stati soffocati con un cuscino o forse con le mani dalla figlia Silvia prima che si suicidasse. Cori, striscioni e contestazioni ai cortei di Ampia e Forza Nuova a Mestre, ieri sera in piazza Ferretto, manifestazioni tenute a debita distanza da polizia e carabinieri. 45enne di Martellago sorpreso dai militari dell'Arma mentre sta cedendo una dose di cocaina a una studentessa minorenne del posto, subito arrestato. Processo alla Banca Popolare di Vicenza, oggi in aula bunker a Mestre, pool di avvocati vuole sul banco degli imputati, Banca d'Italia e Consob sono colpevoli. Via i lastroni di vetro dal ponte di Calatrava a Venezia, sono troppo pericolosi, i lavori del cantiere a breve e avranno una durata di almeno una trentina di giorni. Guide turistiche a Venezia sul filo del patentino, il concorso in regione è bloccato dal 2012, allora per dare l'esame, laurea in tasca, si migra fuori regione per diventare guida autorizzata. Buonasera, ben ritrovati con il nostro telegiornale da Venezia, in diretta con le notizie di Antenna 3. In primo piano c'è il caso del nuotatore trevigiano ferito a Roma. Ieri sera c'è stato l'arresto dei suoi aggressori che hanno ammesso di aver sparato per errore contro di lui. L'obiettivo era un altro. In un video diffuso oggi gli istanti drammatici del ferimento. Scena di vita qualsiasi, due ragazzi davanti a un distributore di sigarette, la luce che ne illumina i volti, poi, come nel peggiore degli incubi, sentono qualcosa, qualcuno, si voltano e lui improvvisamente si accascia. In un video di cui è entrata in possesso l'agenzia di stampa ANSA, gli istanti dello sparo a Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano ferito a Roma sabato sera. Come per la vita di Manuel, passato dal sogno di andare alle Olimpiadi al dramma di non poter più camminare, in un istante anche nel video tutto cambia e dalla normalità si sfiora la tragedia. I suoi aggressori sono da ieri sera in isolamento nel carcere di Regina Coeli a Roma, accusati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, questi i loro nomi, compariranno domani davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Hanno ammesso di aver sparato a Manuel per errore, pioveva, era buio, aveva il cappuccio alzato, hanno detto agli investigatori della squadra omicidi, anche se il video racconta un'altra verità. Il cappuccio lo indossava Martina, la ragazza del 19enne trevigiano, che era invece a capo scoperto, non indossava neppure un berretto, ma quando si è voltato, richiamato dalle urla dei due in scooter, non ha avuto il tempo di farsi riconoscere, colpito a bruciapelo al petto. La fidanzata cerca di soccorrerlo, chiama l'ambulanza, si vedono arrivare due poliziotti già presenti in piazza Eschilo quella sera all'Axa per essere intervenuti poco prima per una rissa al pub, quella in cui sono rimasti coinvolti anche Marinelli e Bazzano, tornati a casa a prendere la pistola per regolare i conti con quelli con cui hanno poco prima fatto a botte, ma colpendo il bersaglio sbagliato. E dunque due arresti, lo abbiamo sentito, i due reo confessi, aggressori di Manuel Bortuzzo sono in isolamento nel carcere romano di Regina Coeli. Oggi il padre del nuotatore ha incontrato i poliziotti e il questore, siete i miei angeli, ha detto. A Trieste abbiamo raggiunto anche la nonna di Manuel che ha parlato di tanta rabbia. Sentiamo. Il Comune di Roma intende costituirsi parte civile in un eventuale processo a carico di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, 24 e 25 anni, di Acilia, gli aggressori di Manuel Bortuzzo. Già noti alle forze dell'ordine per vicende di droga, si sono costituiti sotto la pressione di polizia e clan della malavita organizzata che imperversano in quell'area di Roma, braccati da giorni, messi alle strette dal ritrovamento dello scooter usato quella sera, bruciato per far sparire possibili tracce, e della pistola sulla quale risultavano esserci impronte. Non era Manuel il loro obiettivo, hanno raccontato, ma i due rampolli del boss Mario Iovine, braccio dei Casalesi ad Acilia, con i quali Marinelli e Bazzano avevano avuto una rissa al pub. Gli infami che hanno sparato a Manuel Bortuzzo devono marcire in galera, è stato il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Marinelli e Bazzano, entrambi padri di bambini in tenerissima età, rischiano una condanna dai 7 ai 20 anni di reclusione. È con una mozione che l'Assemblea Capitolina ha dato mandato al sindaco di costituirsi parte civile contro il gesto di cui Manuel Bortuzzo è stato vittima. Applausi in aula dopo che il presidente Marcello De Vito ha annunciato il voto unanime a favore. L'indignazione di un paese intero, il dolore di una famiglia che ha mantenuto grande compostezza, la rabbia della nonna materna di Manuel, Elena De Virgilio Corona, che abita a Trieste, città dove il ragazzo è nato.
Rabbia perché allora anche se colpivano a quello che erano diretti gli spari, cosa devono essere perdonati? No, penso che non sia giusto. Manuel, secondo i medici, non potrà più camminare, non ha pianto, ha detto il papà quando l'ha scoperto. Alla mamma, che ha visto disperata, ha detto: fatti coraggio, nonna Elena spera in un miracolo. Ho sentito mia figlia, mi ha chiamato, mi ha detto che ha visto suo figlio, se lo ha baciato, lo ha accarezzato, e gli hanno tolto il tubo dalla bocca, riusciva a parlare, però quando mio figlio gli ha chiesto come ti senti, come stai, ti senti bene, e lui ha detto mi sento bene per metà, dalla testa divisa con le gambe. Speriamo che mio nipote ce la faccia e che se Dio esiste forse un miracolo lo può aiutare. E ora le ultime novità su un altro caso, quello dell'omicidio, suicidio di Asiago, che coinvolge una famiglia di Mirano. Fondamentali per chiarire quello che è accaduto nella casa degli orrori, davvero in quell'appartamento, saranno gli esiti degli esami istologici e tossicologici effettuati durante le autopsie. Si dovranno aspettare almeno 15 giorni per avere i risultati degli esami istologici e tossicologici sui campioni di tessuti prelevati durante le autopsie sui corpi di Silvia Marzaro e dei genitori Italo e Ubaldina, risultati che saranno indispensabili agli inquirenti per far luce sulla vicenda dell'omicidio-suicidio di Asiago, un caso tutt'altro che scontato, tant'è che nelle ultime ore si è fatta strada una nuova ipotesi investigativa. I due anziani coniugi potrebbero essere stati soffocati con un cuscino o addirittura con le mani da parte della figlia. Intorno alla bocca, infatti, ci sono segni di violenza. Italo e Ubaldina sono stati costretti con la forza a ingoiare il cocktail di psicofarmaci oppure sono stati soffocati. Fondamentali a questo punto saranno i risultati dei test che diranno con certezza se ci sia stata l'assunzione dei medicinali, farmaci che Silvia comunque avrebbe rimesso nell'armadietto prima di strozzarsi con le due cinture. Nessuna boccetta è stata rinvenuta sparpagliata in quella casa di vacanza divenuta luogo dell'orrore. Certo, l'ipotesi rimane quella del duplice omicidio-suicidio, ma a questo punto la scena del crimine sarebbe diversa. Silvia potrebbe aver somministrato i farmaci facendo cadere nel sonno i due genitori, trovati a letto con le mani giunte e le coperte rimboccate, per poi portare a termine il suo progetto diabolico. Un odio profondo, quello della donna verso la madre e il padre, che considerava oppressivi e ai quali addebitava i suoi insuccessi. La chiave di lettura della tragedia potrebbe essere proprio nei biglietti rinvenuti dai carabinieri, 2 fogli con la scritta "Maledetti", e la calligrafia, secondo gli inquirenti, sarebbe proprio quella di Silvia. Intanto il materiale rinvenuto nell'abitazione è stato sequestrato e sarà inviato ai RIS di Parma. Gli stessi carabinieri del reparto investigazioni scientifiche potrebbero arrivare nei prossimi giorni nella casa di Asiago. C'era tensione ieri sera a Mestre per la doppia manifestazione di ANPI e Forza Nuova. Si sono svolte fortunatamente senza problemi entrambe appunto queste manifestazioni dal punto di vista delle forze dell'ordine, che hanno tenuto i due gruppi ben separati. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Piazza Ferretto, manifestazione dell'ANPI per ricordare l'omicidio di Erminio Ferretto. Parco Ponci, corteo di Forza Nuova contro lo spaccio di droga. 2 manifestazioni in contemporanea a Mestre, a poca distanza l'una dall'altra. Alla vigilia si temevano tensioni, massiccio dispiegamento di forze dell'ordine per tenere a distanza i 2 cortei. Alla fine tutto si è svolto senza problemi. Nel cuore della città l'ANPI ha voluto manifestare non solo per ricordare il delitto di Ferretto, ma anche come risposta a Forza Nuova. Ci pareva inaccettabile che proprio in questa giornata in cui si commemora insomma, l'assassinio da parte dei fascisti di Erminio Ferretto, a Mestre ci fosse una manifestazione di una forza che chiaramente si richiama all'ideologia fascista. L'Italia è una repubblica nata dalla resistenza, per ricordare Erminio Ferretto, giustamente, e per respingere gli attacchi delle destre
che vorrebbero infangare il buon nome della nostra Repubblica. Poco distante Forza Nuova con striscioni e megafoni scende in piazza contro lo spaccio di droga. Ma la nostra battaglia è anche una battaglia contro la mafia nigeriana che sta prendendo in mano tutto il territorio italiano. Ma la manifestazione voleva anche ricordare l'aggressione subita lo scorso 22 dicembre da 4 militanti, tra loro anche Rudy Favaro. Per farci sentire che non abbiamo paura, no, nessuno ci fermerà nonostante questo, non stiamo facendo niente di illegale. La cronaca aveva ceduto da poco una dose di droga a una studentessa ancora minorenne, il pusher 45enne di Martellago che è stato arrestato dai carabinieri, si presume fosse lo spacciatore di riferimento in qualche modo di giovani studenti di Mestre. Vediamo. Pregiudicato 45enne di Martellago è stato beccato mentre cedeva una dose di cocaina ad una ragazzina ancora minorenne e sempre del posto. A incastrarle i carabinieri dopo lunghi pedinamenti e appostamenti seguiti alle segnalazioni di uno strano via vai nell'abitazione dello spacciatore e posta in posizione defilata. Il blitz dei carabinieri ieri sera con le testimonianze anche di due acquirenti fermati dai militari proprio sotto casa del pusher, dove scattava immediata l'accurata perquisizione, rinvenuti diversi grammi di cocaina accompagnati da tutte necessarie per il confezionamento delle dosi, dal bilancino ai sacchetti e taglierini, nonché la somma contante complessiva di oltre 1.000 euro. Immediato l'arresto per spaccio di stupefacenti del 45enne, con la convalida dell'arresto avvenuta questa mattina. E ora il processo per il caso Banca Popolare di Vicenza, oggi nuova udienza in aula bunker a Mestre con un colpo di scena, l'istanza avanzata da un pool di avvocati in cui si chiede che Banca d'Italia e Consob da parti civili siedano invece sul banco degli imputati. Processo Banca Popolare di Vicenza, nuova udienza, la seconda in aula bunker a Mestre, con oltre 160 parti civili ad essere ascoltate, tra queste Banca d'Italia e Consob, che potrebbero però presto trasmigrare dal banco dei danneggiati a quello degli imputati. La richiesta di estromissione da parte di un pool di legali, dei quali 3 vicentini con il quarto di Napoli. Questa la grande novità di oggi. In quanto riteniamo che Banca d'Italia, in quanto soggetto destinato alla sorveglianza e alla vigilanza, avrebbe dovuto operare in maniera diversa. Ciò non è stato fatto adeguatamente, per cui a nostro parere Banca d'Italia dovrebbe essere stata seduta nel banco destro degli imputati e non in quello sinistro delle parti civili. Istanza naturalmente motivata al collegio giudicante del processo in aula bunker a Mestre nelle 18 pagine in cui se ne sollecita l'esclusione ai sensi dell'articolo 81 del Codice di procedura penale, dove si spiega e si legge testualmente la colpevole inerzia di Banca d'Italia e Consob. Dimostrando che la Banca d'Italia e la Consob, a nostro modesto avviso, dovevano fare molto di più di quello che hanno fatto e quindi hanno contribuito con delle omissioni nella vigilanza a una situazione che è evidente. La richiesta basandosi sulle risultanze delle ampie documentazioni rispettivamente della Commissione parlamentare regionale d'inchiesta sullo stato delle banche e sui 2 istituti gemelli deputati alla vigilanza. Noi conosciamo la situazione della Procura di Vicenza, sappiamo che ci sono più di 200 denunce querele che coinvolgono la Banca d'Italia. Per la Consob non so nulla, non so niente. E sulle altre procure non posso dire niente perché non ho notizie. E sul destino di queste domande, di queste querele, non sappiamo nulla. Attendiamo che ci diano delle delucidazioni i pubblici ministeri. E poi vedremo se sono stati scritti dei nomi nel registro degli indagati, se ci sono dei fascicoli aperti. Sicuramente non ci sono pervenute delle richieste di archiviazione. E intanto la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del Veneto chiede a gran forza l'autonomia per avere più risorse da gestire nel territorio e alleggerire anche la parte burocratica delle imprese con la banda larga.
La Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del Veneto chiede a gran forza l'autonomia della nostra regione per avere, dice, più risorse e poterle così gestire direttamente in loco e alleggerire anche la parte burocratica delle imprese con la famosa banda larga, da cui siamo ancora molto lontani. La richiesta al governo centrale con una videoconferenza stampa congiunta con le consorelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia, regioni che con il loro PIL rappresentano il motore trainante d'Italia. Credo sia un momento importante per il Veneto proprio per fare quel salto di qualità che ci serve, ma ci serve proprio perché abbiamo bisogno di più investimenti, abbiamo bisogno che ci sia la regione che sostiene lo sviluppo economico, che sostiene le imprese, le piccole imprese, che sostenga il sviluppo anche di infrastrutture che servono al nostro paese. E resta sempre il Veneto la forza economica maggiore di tutto lo stivale. Noi facciamo il 40% del PIL in Italia e abbiamo il 54% dell'esportazione nazionale, per cui siamo 3 regioni che tirano la carretta dell'Italia. Allora, su questo credo sia importante che il nostro governo abbia un occhio di attenzione. Nella manifattura siamo forti e la piccola impresa credo che ha sviluppato anche nel periodo di crisi quelle sinergie per poter essere sempre all'altezza del prodotto nuovo e del prodotto all'avanguardia. La qualità dei nostri prodotti sono importanti, ma oltre a questo credo che nel Veneto dobbiamo sviluppare quello che abbiamo e che sviluppiamo poco, che è il turismo. Il turismo nel territorio è una cosa importante. Ed è subito polemica con le regioni del sud, Campania in testa, i timori sono quelli noti. È anche capibile che pensano che avendo l'autonomia queste 3 regioni portano via risorse a loro. È inevitabile che ci sia questo tipo di contrapposizione, ma io credo invece che non deve essere una contrapposizione, ma deve essere uno slancio per tutti. Torniamo in laguna, via i Lastroni di Vetro, il ponte di Calatrava cambia volto, pronto il primo cantiere già delimitato da alcuni giorni, ora si attende l'inizio dei lavori. È l'assessore di reparto ai lavori pubblici, dunque Francesca Zaccariotto, a confermare la sostituzione di parte dei lastroni in vetro con blocchi di trachite, un intervento che costerà al Comune di Venezia 40.000 euro e dovrà risolvere i problemi legati al rischio di inciampo e scivolamento dei turisti nelle giornate di pioggia o di neve. Il ponte della Costituzione, progettato dall'Archistar Santiago Calatrava, dalla sua nascita al centro di critiche, si appresta quindi a cambiare volto. Il lavoro sarà gestito da Insula e durerà 30 giorni. Ci fermiamo ora per qualche istante, ma ritorniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 da Venezia. Parliamo di Passante, il Passante di Mestre che oggi compie 10 anni. Gli oltre 32 chilometri di nuova autostrada dal 2009 hanno consentito di sbloccare il famoso imbuto che si formava nel tratto autostradale di Marghera dell'A4. Vediamo. L'8 febbraio 2009 apriva ufficialmente il Passante di Mestre che oggi compie 10 anni. Il tratto autostradale lungo 32,3 km da Pianiga a Quarto d'Altino che ha permesso di bypassare il vecchio tratto urbano dell'A4. Nell'ultimo anno il Passante ha registrato quasi 26 milioni di transiti di veicoli con una media di circa 71.000 veicoli al giorno, di cui più di 20.000 pesanti. Dal febbraio 2009 al 31 dicembre scorso sono stati circa 220 milioni i veicoli che hanno percorso il Passante nelle 2 carreggiate. I dati sui flussi di traffico, afferma Luisa Serato, la presidente di Concessione Autostradale Venete, brevemente CAV, mostrano chiaramente come quella del Passante di Mestre sia una sfida vinta e gli effetti positivi per il territorio siano sotto gli occhi di tutti, dice. La sfida, prosegue, da qui in avanti è implementare l'opera di mitigazione ambientale del Passante che inevitabilmente ha segnato i territori attraversati.
Per farlo, aggiunge, stiamo approntando la miglior soluzione tecnico-giuridica che ci permetta di realizzare il passante verde 2.0, che prevede la nascita di un polmone verde diffuso lungo tutto il tracciato, primo esempio di autostrada green in Italia. A Venezia guide turistiche che si dividono tra storiche e autorizzate, entrambe riconosciute per legge con tesserino, eppure c'è grande rivalità. Vediamo nel prossimo servizio. Qualche istante. Vediamo se riusciamo a proporvelo. Con Venezia nel prossimo futuro, come un'esclusiva pièce teatrale a numero chiuso e superannotazione, spunta un altro mondo fino ad oggi quasi sommerso per i non addetti al settore, è quello delle guide turistiche. A Venezia ce ne sono di due tipi, entrambe riconosciute per legge. Da una parte le cosiddette guide storiche, quelle cioè che hanno ottenuto il tesserino con concorso regionale, però bloccato dal 2012. Dall'altra le guide turistiche italiane, che a causa del blocco regionale si sono trovate costrette a migrare in altra regione per dare l'esame per poi praticare in centro storico, come è stato il caso della nostra guida del GTI, Hazel. Ovvio, Venezia ha delle caratteristiche, delle particolarità e delle unicità che la rende ovviamente unica, come tutti sappiamo. Non sarebbe carino spiegare un monumento se uno non ha le competenze per farlo, ma le guide turistiche italiane, l'associazione alla cui appartengo e sono socia, ci fa dei corsi di formazione, poi tutte quante noi lavoriamo in ambito veneziano. Le guide turistiche autorizzate a Venezia chiedono dunque l'equipollenza con le guide storiche per tener fede così alla legge 97 del 2013, che già prevede la figura unica come guida turistica. Adesso noi siamo autorizzate e certificate a lavorare alla pari dei nostri colleghi cosiddetti guide storiche. Quindi siamo capaci e competenti. In più la nostra associazione ci fornisce e ci dà la possibilità di fare innumerevoli corsi di formazione, perciò noi siamo competenti, lo possiamo fare tranquillamente. Patentini uguali dunque, anche se con esami diversi, con la laurea come requisito di base per tutti. Devi presentare la laurea, almeno la laurea triennale. Lei che laurea ha? Io ho la laurea triennale in lingua e letterature moderne e contemporanee occidentale ottenuta a Ca' Foscari e poi una seconda laurea magistrale. È tutto per questa sera. Prima di salutarvi vi ricordo che l'ospite delle 20:10, subito dopo i nostri telegiornali, sarà Antonio Compostella, direttore generale dell'ULSS 5. Io vi saluto naturalmente, vi auguro una buona serata e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo, sarà una giornata dal sapore quasi primaverile. Nel dettaglio, sul Veneto, prosegue un tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure. Temperature minime tra 0 e 3 gradi, massime comprese tra 9 e 12 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà il bel tempo a dominare. Il sole sarà protagonista della giornata, non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Il cielo sarà sereno o con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi. Massime comprese tra 11 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche su questa regione dove il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Non si esclude qualche nevicata a quote medio-basse sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.